Oggi ci troviamo nel piccolo comune di Cinto Caomaggiore e per la precisione in via Bandida. Percorrendo questa strada comunale, immersa in un paesaggio rurale, ci troveremo ad un certo punto ad attraversare uno stretto ponte, le cui barriere di protezione sono state da poco rifatte a causa di una probabile fuoriuscita stradale che ha abbattuto un paletto in cemento. Ebbene, venendo da Cinto Caomaggiore in direzione Portogruaro, prima di questo ponte, incontriamo il cartello circolare di senso unico alternato che impone all'automobilista di dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso opposto. Chi arriva da Portogruaro, invece di trovarsi di fronte al consueto cartello che indica il diritto di precedenza, vedrà invece lo stesso cartello che c'è nel senso opposto. In sostanza, due automobilisti che giungono in prossimità di questo ponte, provenendo da due direzioni opposte, si trovano davanti la stessa segnaletica stradale che invita a far passare per primo chi proviene dal senso opposto. Forse colui o coloro che hanno posizionato questi cartelli avranno voluto rendere in questo modo più prudenti gli automobilisti che si accingono ad attraversare questo ponte. Resta il fatto che una tale disposizione è inconsueta. Qualcuno saprebbe per caso spiegarmelo?